Presentato presso la nuova struttura B&B Villa Kairos a Ioppolo Giancazio, il volume edito da Domenico Bilotta, Strage di Capaci, paradossi, omissioni e altre dimenticanze, scritto da Angelo Corbo, un agente di scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci. È un effetto che non si può raccontare, o perlomeno non si può fare immaginare tutte le sue sfumature. Sopravvivere è solamente un modo di continuare in maniera diversa. Io lo dico sempre, quell'Angelo Corbo è morto, è rinato dalle cene di quell'Angelo Corbo un'altra persona in quel maledetto 23 maggio alle 17:58, una persona diversa, dove non vive più, ma proprio sopravvive. Quindi una sensazione che nessuno potrà mai capire se non ci passa, e io non auguro a nessuno di passare un evento del genere. Lei nella sua relazione poi spesso che ha maledetto quel momento, maledice il fatto che è sopravvissuto. Ecco, perché, signor Corbo? Perché spesso molte non lo pensano, non lo capiscono, chiaramente chi non ci passa. Sopravvivere significa morire ogni qualvolta il tuo pensiero va a quei fatti, a quello che è successo, a come è successo, ma quei ricordi ce l'hai sempre, quindi è un continuo morire, tu rinasci e muori un minuto successivo, e quindi maledico quel giorno, che è brutto dirlo, soprattutto pensando alle vedove, agli orfani, ma loro, i miei colleghi, che quel giorno sono morti in maniera convenzionali, sono morti quella volta sola e oggi vivono nel ricordo di tutti quanti. Noi invece moriamo, ripeto a dire, ogni qualvolta, ogni giorno, ogni momento, ogni minuto. Lei diceva di qualcosa di oscuro nelle indagini che racconta nel suo libro, di un fatto in particolare. Ma io ricordo ad esempio una borsa che era in possesso di Giovanni Falcone anche quel giorno. Ricordo perfettamente e non solo io, lo ricordiamo, che quella pomeriggio, scendendo dall'aereo, aveva una borsa in mano di cui nessuno ne parla mai. Ci sono tanti altri particolari che non racconto io, che raccontano altri testimoni, che se ne assumono chiaramente la responsabilità, di fotogrammi, di fotografie che probabilmente sono sparite, fotografie dei momenti successivi all'evento, quindi probabilmente durante i soccorsi. Magari in quei fotogrammi c'erano persone che in quel momento e in quel luogo non si dovevano trovare. Però per dire, questo io chiaramente non lo so, e non lo sa neanche il fotografo, perché chiaramente all'epoca non c'erano macchine digitali e quindi immediatamente uno riusciva a vedere i fotogrammi. Oggi no, oggi sarebbe stato più facile, all'epoca c'erano i rullini da sviluppare. Però sta di fatto che una persona racconta in giro per l'Italia che gli sono stati sottratti un rullino fotografico, ma anche di questo nessuno ne parla mai. Ho incontrato Angelo e l'ho coinvolto in questo percorso perché Angelo è stato in silenzio per molto tempo, oltre 20 anni, e però ascoltava cose che non erano vere, perché lui c'era. Io ho avuto la fortuna di conoscere ed essere amico di sia Antonino Caponnetto, ma poi ho conosciuto anche Giovanni e Paolo, e quindi ricordo la triste storia anche di Caponnetto quando disse è finito tutto, però se ne pentì dopo 5 minuti, e a farlo pentire furono dei ragazzi che cominciarono a dire Caponnetto non ci lasciare, chi ci difende ora? E allora lui capì che bisognava puntare nei giovani, perché solo attraverso i giovani si può cambiare.